tocca a me parlare di risorse e rifiuti. Ho già fatto distribuire il testo, così posso tirare via un po'. Il testo è pieno di numeri, perché su queste cose penso che bisogna essere un po' documentate, altrimenti i rifiuti urbani stanno diminuendo. In Europa si sono ridotte dal 2011 al 2012 del 2,6% e anche la produzione pro capite. Siamo sotto i 500 kg anno, quindi sotto il 1,3 kg ad abitante al giorno. L'Italia è passata da 32 milioni di tonnellate anno di rifiuti urbani nel 2007, la punta più alta, poi è arrivata la crisi, eccetera, e siamo nel 2013 sotto i 30 milioni, a 29,6. Quindi una riduzione anche pro capite da 528 a 505, adesso siamo a 487, quindi più o meno la media europea. La media europea che è fatta dai 15 più ricchi e gli altri arrivati dai più poveri, che hanno abbassato molto la media europea del consumo dei rifiuti. In Veneto la produzione totale dei rifiuti urbani è salita lentamente fino a 2,4 milioni di tonnellate anno nel 2008 e poi ha cominciato lentamente a scendere e fino ai 2,2 milioni dell'anno scorso. Un calo dovuto sia alla crisi economica sia al diffondersi della raccolta porta a porta e dalle tariffe puntuali. In media un comune che passa, è la media che è fatta dall'ISPRA nazionale, comunque funziona più o meno dal 30 al 60%, che è il passaggio normale fra una raccolta a cassonetti e una raccolta a porta, riduce anche la produzione dei rifiuti del 20%. Quindi c'è un doppio vantaggio, perché riduce perché la gente per non pagare la tariffa fa meno rifiuti. Parallelamente alla produzione pro capite è scesa anche questa da 488 a 450 circa, un 9% di riduzione negli ultimi 3 anni. Treviso però è 356, quindi molto meno, e Vicenza 396. Invece Venezia è addirittura 550. Venezia e Jesolo sono le due punte peggiori del Veneto e sono legate anche al turismo, però anche a una non gestione della situazione. La raccolta differenziata invece sta crescendo. In Italia nel 2009 eravamo al 33% circa, adesso siamo nel 2013 al 42% circa, quindi una crescita lenta ogni anno circa del 2%, però comunque si rimane ben al di sotto dei limiti stabiliti dalla nostra legge nazionale del 2006, che stabiliva il 65% comunale, ma anche medio nazionale ovviamente, entro il 2012. Siamo sotto di 22 punti, anzi di 25, perché nel 2012 eravamo al 40%. Da parte del leone, la FAN, la raccolta differenziata, è la frazione organica verde e scarti alimentari, che è il 42% del totale differenziato, poi la carta è il 24%, assieme queste due frazioni fanno i 2/3 della raccolta differenziata. Mentre sentiamo parlare sempre di plastica e di vetro, perché le ditte che la fanno una grande pubblicità. Il vetro è il 12,8%, le plastiche il 7,6%, il legno il 5,1%, metalli 1,9%, i tessili 0,8%. Gli altri sono residui proprio, medicinali eccetera. Nel 2012 in Italia è andato in discarica il 41% di rifiuti. Il 41% è stato riciclato e il 18% incenerito. La parte del leone sull'incenerimento la fanno Lombardia e Emilia Romagna. In Veneto la raccolta differenziata è decollata nel 1993 e da allora è cresciuta facendoci diventare la prima regione d'Italia e una delle eccellenze d'Europa. Nel 1997 eravamo al 15%, nel 2000 al 28%, nel 2003 al 43%, nel 2006 al 49%, nel 2009 al 57%, nel 2012 al 62,5%, adesso nel 2013 al 64,6%, cioè 2/3 del prodotto viene raccolto in maniera differenziata. Credo che nel 2014 stiamo superando il 66%, i dati ovviamente non ci sono perché siamo ancora
in corso. La provincia di Treviso è la migliore d'Italia, a differenza del 78,2, quella di Belluno il 70,7. La Belluno è la terza d'Italia, viene dopo Pordenone che ha il 75,8. Poi c'è Vicenza 66,7, Verona e Rovigo al 64, Padova al 62, ultima Venezia al 56,3. I comuni piccoli e medi del Veneto sono da anni in vetta alle statistiche dei comuni ricicloni, sia della raccolta differenziata sia di quel parametro che si è inventato Legambiente per aggiungere alla raccolta differenziata altri elementi che puntano a dire si fa anche il ciclo, non solo la raccolta. Comunque io sottolineo solo la raccolta perché è un dato diciamo più certo, meno controvertibile. Ponte nelle Alpi nel 2013 è arrivato all'89%, Fonte all'87,9%, Roncade, Preganziola e Tossani all'87,7%, Masere e Sabbiagio all'87,2%, Trevignano all'86,8% e così via. Sono 23 quelli che hanno superato, oltre a questi, mancava Borso del Grappaso, l'85%, quindi le eccellenze sono tantissime. E non si contano quelli che hanno superato quota 80%, non si contano perché ieri sera non ho avuto il tempo di contarli, ma sono credo più di 150, c'è una lista infinita, insomma, non ce l'ho fatta contare. Purtroppo però ci pensano le tre città con più di 200.000 abitanti a rovinare la situazione: Venezia, Verona e Padova. Hanno rispettivamente una produzione pro capite di 614, 503 e 616 kg all'anno, ben superiore alla media regionale che è 450. E hanno anche le tre una misera raccolta differenziata: Venezia 41,4, Verona 46,2 e Padova 45,9. Non a caso sono le città gestite dalle aziende municipalizzate che hanno da sempre amato l'incenerimento. È evidente quindi che deve sparire dal piano regionale dei rifiuti, qui stanno le proposte, attualmente in discussione in Consiglio regionale proprio in questi giorni, la previsione di rimettere in funzione l'inceneritore di Verona Cadelbue. Non ce n'è alcun bisogno. E dopo quello di Venezia va spento anche l'inceneritore di Padova, per il quale l'allora sindaco Pinocchio Zanonato aveva promesso e non mantenuto di chiudere le prime due linee obsolete e inquinanti, parole sue, una volta avviata la terza linea. Non è stato fatto. Ad oggi, nonostante 1000 incontri e conferenze, la popolazione di Padova non ha potuto leggere alcuna analisi delle emissioni di diossine e IVA dai camini di San Lazzaro. È uno scandalo. È uno scandalo. Rifiuti speciali: se i rifiuti urbani nel Veneto nel 2013 abbiamo visto sono 2,2 milioni, quelli speciali, tonnellate hanno, quelli speciali, cioè industriali, artigianali, agricoli e del gran commercio ed edili, sono 17 milioni. Stiamo parlando cioè di 8 volte tanto. In leggera diminuzione dal 2008, la loro composizione è circa 8 milioni non pericolosi, circa 8 da costruzione e demolizioni per gran parte inerti e 1 milione di pericolosi, le morchie eccetera. In Veneto non c'è carenza di impianti, infatti si gestiscono più rifiuti di quelli che si producono, 9 milioni di non pericolosi contro la produzione di 8 circa inferiore. Di questi comunque ben il 62% viene recuperato come materia, riciclo, e solo lo 0,3% viene incenerito. Inoltre il resto viene inertizzato in vari interventi chimici, diciamo. Gli inerti da opere edili vengono riciclati per il 90%. In Veneto ci sono 1200 impianti di riciclo per 12 milioni di tonnellate di rifiuti, speciali particolari, anche urbani questi impianti. È sulla base di questi dati che negli anni scorsi, con una lunga enorme mobilitazione, i comitati riuniti di Treviso e Venezia, Rifiuti Zero Riciclo Totale, di cui mi onoro di essere uno dei 3 portavoce, sono riusciti a bloccare i folli progetti di 2 inceneritori per un totale di 500.000 tonnellate di rifiuti speciali. Erano a Silea e a Mogliano. È stata addirittura scelta la società 15 giorni fa che doveva produrli dopo che erano stati bloccati in regione.
ma non erano stati bloccati definitivamente. Lo scioglimento della società è la fine definitiva di questa, è la vittoria definitiva. Dove bisogna intervenire sono invece gli speciali pericolosi, quel milione, sia per bloccare i traffici illegali, ne abbiamo già sentito parlare, con sotterramenti in campagna, passaggi del Veneto fino alla Campania e sotto le strade in costruzione, processo di una settimana scorsa, sia per prevenirli soprattutto e ridurli con le migliori tecnologie disponibili. Lavoro duro, difficile, ma assolutamente da fare.